Dunque, le Alpi Carniche sono ovviamente un territorio ben conosciuto nella regione Friuli-Venezia Giulia, studiato da moltissime persone per la ricchezza ambientale che parte dalle caratteristiche geologiche e geomorfologiche. Tutti ricordano anche una bellissima mostra sul Paleozoico carnico, ma anche sui contenuti floristici e faunistici di estrema qualità. L'idea di istituire un'area naturale protetta, in particolare un parco naturale sulla catena carnica, risale al 1978, ma non ha avuto fortuna per molte problematiche e anche opposizioni. La questione si ripropone oggi e quindi, cambiati i tempi e forse anche la mentalità, si è pensato di riproporre l'istituzione di un'area protetta nella Carnia settentrionale, la zona di confine con l'Austria, che potrebbe essere realizzata in dimensioni inferiori all'originale proposta del 1978, essendo compresa fra il passo di Montecroce Carnico e il passo di Pramollo, dove esistono molte proprietà pubbliche, in particolare proprietà regionali, che già godono di stati di tutela, per esempio il divieto di caccia, determinato dalla loro natura di demanio pubblico. Questa questione potrebbe oggi essere ripresa facendo leva sulla legge regionale numero 42 del 1996 che definisce e stabilisce come devono essere fatte le aree protette naturali della regione. Dal punto di vista delle perplessità dovrebbero essere superate nelle popolazioni oggi interessate solo se si pensa al fatto che i due parchi oggi esistenti, Dolomiti Friulane e Prealpi Giulie, non hanno provocato alcun danno di quelli che si paventavano all'epoca, ma anzi hanno portato benefici non solo alla natura, in termini di incrementi faunistici per dire, ma anche alle popolazioni residenti, per dire della Valle di Resia o della Val Cellina Cimoliana, che hanno visto un incremento turistico di notevole entità. La riserva naturale della Vallalba, istituita nel 2006, è attualmente gestita dal Parco Naturale del Prealpi Giulie. È una riserva naturale regionale che ha un'estensione di 3.000 ettari circa. Insiste su due bacini importanti, il bacino del Torrente Alba e del Rio Simon. Dal punto di vista vegetazionale troviamo diversi tipi di bosco, dai più termofili fino alle faggete fino alle mughete alpine. Tutti i tipi di fauna alpina sono rappresentati, ci sono endemismi sia botanici sia di tipo entomologico e dal punto di vista geologico non ci sono tante emergenze, però dal punto di vista geomorfologico sì, perché ci sono diversi resti di testimonianze delle passate glaciazioni e dell'attuale stato morfologico dei luoghi. Tutti i sentieri che percorrono la Vallalba sono curati dal Club Alpino Italiano sezione di Moggio e i punti d'appoggio sono il rifugio Vualt, che è di proprietà regionale, e il Bivacco Bianchi, recentemente ricostruito proprio nel 2018. Le cime principali sono il Ciudalbor, la vetta più alta, 2196 metri, il Chiavals, la creta dei Russei e il Pisimoni, che è quello più meridionale. Verso nord-ovest troviamo anche l'altro punto d'appoggio non all'interno della riserva ma comunque ai confini ed è il Chiasu del Sior, che offre ampie panoramiche verso anche la Valaupa.